Anche se la stagione è già partita con le partite di Coppa di Trofeo Regione Veneto, domenica prossima si parte ufficialmente con i campionati, dall'eccellenza alla seconda categoria, quindi è l'inizio vero e proprio dell'attività. È chiaro che questo nasconde da una parte l'emozione per la ripartenza, l'emozione di tornare a vedere le partite, a vedere gli arbitri e a vedere l'agonismo espresso in campo. Dall'altra c'è la preoccupazione perché ieri sono stati pubblicati i decreti correttivi in Gazzetta Ufficiale e questo ci preoccupa. Sarà sicuramente un anno di preoccupazione e di riflessione. Noi la speranza che abbiamo è che queste norme siano e appaiano meno invasive di quello che sembrano. Questa è una speranza e una riflessione che faremo. C'è questa preoccupazione, ma c'era questa preoccupazione anche con il periodo che abbiamo trascorso con il Covid, con la pandemia sanitaria. E là siamo riusciti a riacquistare quell'entusiasmo che ci voleva per la nostra attività. Attività che si rappresenta sì sotto l'aspetto agonistico, ma noi siamo convinti proprio dal profondo del nostro cuore che l'attività agonistica ha un valore, ma il valore più grande ce l'ha l'attività sociale dello sport. Attività sociale che deve esprimere valori quali la lealtà, il fair play, l'inclusione, la passione, valori che ci permetteranno di far crescere i nostri figli in maniera maggiore. Oltretutto, questi valori assumono un significato ancora maggiore se pensiamo a quello che sta succedendo nei nostri giovani adesso. Troppi fatti violenti abbiamo osservato nella cronaca nera dei giorni passati e questo non va bene. Noi abbiamo il compito, prima di insegnare il calcio, di educare i nostri giovani, assieme alla famiglia e assieme alla scuola. Noi siamo un'agenzia educativa a tutti gli effetti e questo deve entrare in testa a tutti. L'impianto sportivo non deve essere un posto dove si segnano gol, dove si vince e dove si perde, ma deve essere un posto dove si cresce assieme attraverso il rispetto di tutti, attraverso la passione, attraverso la dedizione. Quindi non mi rimane che augurare e auspicare che sia una stagione ricca di soddisfazioni per tutti e che sia una stagione, mi ripeto, all'insegna del rispetto e della lealtà nei confronti dei compagni, degli avversari e anche degli arbitri. Quando noi riusciremo ad applaudire un arbitro vuol dire che avremo fatto un passo in avanti. Concludo con un auspicio per i genitori che devono insegnare la gentilezza, perché la gentilezza si accompagna sempre all'educazione e l'educazione si accompagna, e insisto in questa parola, al rispetto. Genitori, insegnate ai vostri figli ad essere gentili.